Questo è un porco sano, Franco. Un porco sano, un cinghiale catturato in 300. Fresco fresco. Fresco fresco, genuino, fatto alla paesana, guafra, cipuda, vino bianco e salsa e pomodoro. Dai. Guarda qua. Ancora è crudo, che non ti facciamo proprio. Non ci sono problemi, abbiamo tempo. Qua siamo tutti cacciatori, Ricordate, sì. E noi mi troviamo tutti. Tutti quanti, però va a mangiare tutti quanti. No, ancora no. Da sanno pure per noi. Sicuro? Ok? Va bene. Si taglia a pezzi la carne, si mette a sbollentare nell'acqua, poi si scola, si fa il soffritto con cipolla, tutti gli odori, si soffrigge la carne, si mette il vino bianco e poi si mette il sugo. Basta. L'ingrediente, occupare Domenico. Allora si mette cipolla, vino bianco per soffrire, olio, eccetera, e pipa amara. E tutto altro del genere. Non manca niente. No, niente, basta. Allora, oggi siamo in località Gli Schiavi. Abbiamo l'occasione con tanti amici di gustare questa sagra del cinghiale. Cosa ne pensi? È una bella iniziativa che fanno tutti gli anni. Io vengo tutti gli anni ed è molto bello a stare in compagnia con gli amici, con i cacciatori, a stare tutti in compagnia a passare una bella giornata. E fanno delle manifestazioni che sono bellissime, almeno quando sono tutti insieme così che fanno una bella manifestazione tra i comuni. E bisogna farne un po' di più di queste manifestazioni che sono importanti per quelli che veniamo da fuori. Perché queste qua sono di giornate che trovi l'amico che non vedo da un anno, trovi quello che viene da fuori, quello che viene dalla Germania, quello che viene dall'America come l'anno scorso. E sono manifestazioni che ci tengono insieme a tutti. Dovrebbero fare ancora un po' di più. Noi veniamo di Fiasco Baldaia, di Squillaci e siamo residenti di Svizzera. È una bellissima cosa che fanno qui. Grazie e buona continuazione. Grazie a voi. Oggi ci troviamo in località Gli Schiavi, dove è stata organizzata la sagra del cinghiale. Allora, cosa ne pensi per questa giornata? Una giornata bellissima. Una giornata indimenticabile, speriamo, per tutti i cittadini, anche gli ospiti che vengono da fuori pure. È un'organizzazione che fiora all'occhiello da 3 anni. Speriamo che quest'anno sarà superiore agli anni scorsi. Ingredienti c'è presemuolo, c'è l'oro, c'è cipolla, aglio, olio, vino bianco, peperoncino, tutte queste conserva, pelato, tutte queste cose che servono del cinghiale. Tanto non dico niente che ha detto tutto lui, quindi mi piace che facciamo una bella festa e siccome mi piace che siete venuti anche voi, quindi vuoi venire a vedere il succo? Vieni qua che ti faccio vedere il succo, vieni. Va bene? Ma è Pietro di Valle Ferita, vediamo cosa ne pensa lui. Stiamo assaggiando il capocollo calabrese, che è proprio originale delle Calabria. Quindi dalla zimba dei bottiglieri. Ecco, questo è il vero il capocollo originale, hai visto? Ma scusi, su bicchiere è questo? Salute! Salute! Signor Francesco, buongiorno. Salute! L'artista delle telecamere! Vai! E bevo tanto e poi parlo tedesco, brindisi faccio a Sgrench Francesco. Molto bello! Birra andava!
giornate. Siamo in democrazia ancora. Salute! Salute, salute. Pace con voi sempre. Sicuro? Devo dire che non politici. Vediamo mi tocca, che non ne scivi. Oh, entra, dai. Torna così. Ammudato. Mi vedono tutti gli emigranti. Un saluto a tutti. Ma non capiti tutti che abbiamo messo a tutti gli emigranti. Sara. Voglio bello, non solo me, è una bella giornata e siamo buoni. Ma pure a me muovermi. Auguri, salute. Non mi sembra già, non sembra che mi salute a Francesco. Grande Franchi. Stava pure venuto. Adesso voglio ringraziare gli amici di Valla Fiorita, a Peppe inizialmente, Cosentino l'amico mio. Dai, prendi le carte, va che giochiamo, ya. Prendi le carte, prendi. A Maria. Ciao, Teresa. Ciao. Ciao Salvatore, io ho mangiato e tu? Anch'io. Antonio! Ti piaceva almeno? Sì, buono. Come hai mangiato? Hai mangiato bene o hai mangiato male? È buono il sugo. Mi faccio un orecchino di chiavi. Metto YouTube. Sottolineo Chinatown. No, è vero, Grazie, grazie. Saluto mai Irene! Noi mangiamo qua. Ed Enrico! Senz'altro. Saluto che hai dato sempre alla televisione, dai. Super YouTube. A Turbina Caio. Un saluto a tutti gli amici di YouTube, di Valla Fiorita e di tutto il mondo. Guarda là, e ciao saluto. Salute! Dire che ne vanno bene. Ah, sicuro? Il cuore in mano. Il cuore. Qua. Ciao Russo. Andiamo su YouTube, ragazzo. L'intervista al presidente. Allora, siamo a Valle Fiorita, in località Gli Schiavi, dove oggi abbiamo organizzato la festa del cinghiale. Abbiamo qui presente il presidente della comunità montana Fossa del Lupo, Enzo Bruno, a cui chiediamo a caldo una sua impressione. Una bella impressione, tutti assieme ci siamo divertiti, abbiamo trascorso un'ennesima giornata con i nostri amici emigrati, con i nostri calabresi nel mondo, con i nostri vallefioritesi in Svizzera, in Germania, in Italia e ancora una volta abbiamo degustato le nostre produzioni locali, il cinghiale, e tutti assieme ci siamo molto divertiti. Invitiamo tutti a venire in Calabria, a venire a Valle Fiorita, a venire nella comunità montana, perché ci sono belle montagne, belle foreste e soprattutto dei cibi genuini e del buon vino. Venite tutti a Valle Fiorita! Presidente,
Questo video è stato visto in internet e ha riscosso molto successo negli anni scorsi. Cosa ne pensa lei? Ringrazio tutti coloro che si sono collegati e auguro a tutti che possono riandare su questo sito a rivedere quanti ci siamo divertiti, affinché il prossimo anno tutti quelli che ci vedono possano venire invitati da noi a Valle Fiorita a degustare il cinghiale e a stare a divertirsi con tutta la popolazione di Valle Fiorita e con noi, con amicizia e con allegria. Bene, auguri, grazie Presidente. Grazie a voi, grazie a te. Ok.